33esima edizione del Trofeo Feralpi, 28esimo Memorial Carlo Pasini, organizzazione affidata al gruppo ciclistico Feralpi. Siamo all'Onato del Garda in una grande giornata di ciclismo che verrà coinvolta questa città. Infatti, insieme al classico Trofeo Feralpi, quest'anno va in scena nello stesso giorno, nelle stesse zone, con lo stesso arrivo, la Garda Vintage. Ma andiamo ad ascoltare le impressioni dei protagonisti al via. Oggi mi sento abbastanza bene, a parte il problema al polso che è da 2 settimane che ce l'ho, però diciamo di gambe sto abbastanza bene. Spero una bella corsa, da quello che mi hanno detto una corsa molto interessante. È molto impegnativo il percorso, specialmente a causa della strada bagnata, e speriamo di avere anche un po' di fortuna ad entrare nelle fughe giuste. Prendono il via in questo momento i 174 atleti dei 196 invece che si erano iscritti in rappresentanza delle maggiori formazioni a livello italiano per quanto riguarda la categoria allievi. Vi ricordo che stiamo seguendo le immagini del 33esimo Trofeo Feralpi Classica primaverile per la categoria allievi. Dopo i primi chilometri di corsa abbiamo da segnalare un'azione che vede protagonista con il dorsale di gara numero 153, lo vediamo adesso inquadrato con la maglia di campione regionale lombardo, vale a dire Andrea Pievani della Polisportiva Albano Ciclismo, insieme a lui Simone Cattaneo, dorsale di gara numero 118 del ciclo team Nembro. Questi due atleti hanno un leggero margine di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori, che sono questo quartetto composto, li vediamo adesso inquadrati. Con il numero di gara 35 chiude questo quartetto Mario Tornabene, risalendo troviamo con il 65 Andrea Miat, poi con il 73 Federico Sartor, e a fare l'andatura Simone Guizzetti con la maglia dell'Unione Ciclistica Val Seriana. Folto pubblico come sempre, nonostante una giornata non proprio primaverile. Infatti una fitta pioggia e vento la mattina hanno spazzato queste zone, ma adesso fortunatamente la pioggia ha cessato, anche se come vedete dalle immagini non splende certamente il sole. I 4 uomini che abbiamo visto inquadrato e che stiamo continuando a seguire inseguono la testa della corsa con un ritardo di una ventina di secondi. Vi ricordo che la testa della corsa è composta da Simone Cattaneo del ciclo team Nembro e da Andrea Pievani, campione regionale lombardo della categoria allievi, che veste la maglia della Polisportiva Albano Ciclismo. Continuano nell'inseguimento invece i 4 atleti inquadrati in questo momento. Adesso perde leggermente contatto Mario Tornabene della Madonna di Campagna. Eccolo qua l'atleta della formazione piemontese che ha tra le proprie file Mattia Viel, uno degli atleti più attesi quest'oggi, già vincitore in questo inizio di stagione. Lo scorso anno si impose nella classifica di rendimento come miglior allievo al primo anno. Mattia Viel, che come vi ho detto veste la maglia della Madonna di Campagna, ma continua l'azione dell'inseguimento dei più immediati inseguitori, che quindi sono diventati 3 dopo che Mario Tornabene ha perso leggermente contatto. Si tratta di Simone Guizzetti della Val Seriana, lo vediamo adesso in seconda posizione. A fare l'andatura invece fino a qualche secondo fa era Andrea Miat della Guazzolini Coratti Fassabortolo, e adesso in seconda ruota troviamo Federico Sartor della Carbonate Lisar. Qualche metro dopo invece Mario Tornabene. Questo è il gruppo che adesso per il momento non sembra intenzionato a rispondere alle azioni che abbiamo visto inquadrate in precedenza, gruppo che accusa un ritardo di una quarantina di secondi, ma sembra il plotone non voler insistere nell'inseguimento in queste prime fasi di gara del Trofeo Feralpi, che vi ricordo misura un totale di 60 km. Adesso prova ad uscire con il dorsale di gara numero 77 dal plotone alla caccia degli uomini che precedono il gruppo Davide Cantù per i colori
dell'Unione Ciclistica Palazzago, quindi Cantù allunga leggermente in testa al plotone e tenta tutto solo di riportarsi sui più immediati inseguitori della coppia al comando. Vedremo se il gruppo risponderà all'azione del corridore della Unione Ciclistica Palazzago. Per il momento ancora buona la sua pedalata in questo tratto in leggera salita, spinge un rapporto molto agile Davide Cantù, si volta indietro per controllare la situazione, si alza sui pedali per aumentare il ritmo, ma per il momento il gruppo rimane vicino al corridore in casacca Palazzago, che quindi cerca di inseguire gli uomini al comando, che sono ancora i due che abbiamo ricordato in precedenza, vale a dire Simone Cattaneo del cicloteam Nembro e Andrea Pievani, inquadrato in questo momento invece con la maglia di campione regionale della categoria allievi e i pantaloncini della Polisportiva Albano Ciclismo. A fare l'andatura Simone Cattaneo, dorsale di gara numero 118 per lui, la casacca è quella del cicloteam Nembro, ottimo l'accordo sulla testa della corsa, due ottimi passisti, quindi stanno cercando di far valere le loro doti sul passo in questo tracciato che caratterizza il 33esimo trofeo Feralpi, un tracciato vallonato disegnato sulle colline che sono alla periferia di Lonato del Garda. Vi dicevo, per Lonato del Garda una giornata del tutto particolare per quanto riguarda l'anima ciclistica di questa città. Infatti queste immagini si riferiscono alla classica del trofeo Feralpi, ma Lonato è stata grande protagonista anche 2 giorni prima con la prova su strada della Coppa Italia Elite Under 23, e lo sarà invece nei momenti successivamente seguenti al trofeo Feralpi con la prima edizione della Garda Vintage, classica già nel nome, classica già nel modo di intendere il ciclismo, in quanto sarà una competizione che potrete seguire anche sulle nostre emittenti, che vedrà gli atleti Elite Under 23 confrontarsi con bici d'epoca, materiale d'epoca, maglie di lana. Sarà davvero quindi un grande spettacolo, ma sarà davvero anche una grande competizione. Infatti quella gara sarà valida come prova nazionale, quindi assegnerà anche importanti riconoscimenti dal punto di vista tecnico e non solo. Alle spalle dei due uomini al comando si è ricompattato il gruppo, quindi diciamo una situazione ancora abbastanza fluida quando ci avviciniamo a metà corsa. Quindi abbiamo, per fare un po' il punto della situazione, intanto vediamo Begnoni, anche lui uno dei favoriti, viene rilevato in testa al gruppo proprio da Colonna, un altro degli atleti più attesi in questo periodo della stagione. Ottima la condizione dei due atleti che abbiamo visto in precedenza. Ma torniamo in testa, perché continua l'azione, la splendida azione dei due uomini al comando, vale a dire Simone Cattaneo del cicloteam Nembro e Andrea Pievani della Polisportiva Albano Ciclismo. Stiamo entrando in Lonato del Garda per questi due atleti che continuano ad avere un leggero margine di vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori. Insomma, se ne sono andati all'inizio della corsa, adesso che ormai abbiamo superato metà gara, la loro azione sembra prendere importante impulso, perché stanno davvero andando di comune accordo, e questo ai fini proprio della riuscita della fuga diventa fondamentale. A fare l'andatura Andrea Pievani, Polisportiva Albano Ciclismo, la maglia è quella del campione regionale della categoria allievi, campione regionale ovviamente per quanto riguarda la regione Lombardia. Ci troviamo con le immagini a Lonato del Garda, e all'inseguimento dei due uomini che abbiamo visto in precedenza si porta questo terzetto, vale a dire Davide Ostorero della Rostese, a fare l'andatura adesso. Poi in seconda ruota Edoardo Affini del Velo Club Isolano, terzo è Michele Sberna della Società Ciclistica Mazzano. Quindi 3 uomini a inseguire i due al comando. Come vedete
oltre 150 metri di ritardo per questi atleti, che quindi potrebbero in questo tratto proprio cercare l'aggancio nei confronti dei due uomini al comando. Vedremo se andrà a buon fine questa azione. Ce la stanno mettendo tutta i tre atleti inquadrati per cercare di portare a termine l'inseguimento nei confronti degli uomini al comando. Adesso a fare l'andatura è Michele Sberna della Società Ciclistica Mazzano, adesso viene rilevato dall'alfiere della Società Ciclistica Rostese, vale a dire Davide Ostorero, e l'altro componente del terzetto Edoardo Affini del Velo Club Isolano. Sono rimasti ormai 50 metri tra la coppia al comando che ha guidato questo inizio di gara del Trofeo Feralpi 33esima edizione, e i tre uomini che stanno invece ormai per concludere l'inseguimento. Quindi ormai in vista dell'aggancio si forma un quintetto al comando. Ai due uomini che hanno guidato la prima parte di gara, vale a dire Simone Cattaneo e Andrea Pievani, si aggiungono Davide Ostorero, Edoardo Affini e Michele Sberna. 5 uomini al comando, questa quindi la situazione. Li vediamo inquadrati adesso nelle nostre immagini. In ultima ruota il campione regionale lombardo Andrea Pievani, e adesso andremo a controllare cosa succede alle spalle di questo quintetto che sta guidando la 33esima edizione del Trofeo Feralpi. Ma prima andiamo un po' a scrutare da vicino i corridori che compongono la fuga. Ecco qua con il 127 Michele Sberna, poi con il 153 Andrea Pievani, viene rilevato dal 134 Davide Ostorero, eccolo qua l'atleta della Rostese. Insomma, una bella accordo ancora sulla testa della corsa, a testimonianza proprio della perfetta sintonia tra gli uomini al comando, che quindi a questo punto hanno buone chance di essere grandi protagonisti in questa 33esima edizione del Trofeo Feralpi. Si transita davanti al Leone Shopping Center, dal quale ha preso il via anche l'altra grande manifestazione di questa domenica all'Onato del Garda, vale a dire la Garda Vintage. Vediamo un terzetto all'inseguimento, vale a dire Lorenzo Calugi della Pozzarello, Gianluca Forcolin della Sprint Vidor e Andrea Bordacchini. Li abbiamo visti inquadrati, mentre questi sono gli altri due inseguitori, vale a dire Davide Beghetto della Postumia, adesso in seconda ruota, e Carlo Franco della Società Ciclistica Rostese. Proprio adesso il corridore piemontese che stacca il suo coetaneo veneto, quindi Carlo Franco con qualche metro di vantaggio nei confronti di Davide Beghetto. Franco sta cercando quindi di agganciarsi al terzetto che avevamo visto in precedenza, formato da Lorenzo Calugi, Gianluca Forcolin e Andrea Bordacchini, mentre perde contatto Davide Beghetto della Postumia 73 Dino Liviero. Come vedete perde contatto adesso anche Davide Bordacchini del Team Bike Alto Lazio, e quindi si forma il terzetto con Lorenzo Calugi, Gianluca Forcolin e Carlo Franco, che stanno ancora inseguendo i 5 uomini al comando, che sono ancora là davanti con circa 20 secondi di vantaggio nei confronti degli atleti che vediamo adesso inquadrati. Siamo tornati in testa, il quintetto continua con il perfetto accordo che ha caratterizzato questa fuga sin dalle fasi iniziali di corsa. Prima erano in due, vale a dire Simone Cattaneo del Cicloteam Nembro ed Andrea Pievani della Polisportiva Albano Ciclismo, dopodiché si sono aggiunti Davide Ostorero della Rostese, Edoardo Affini del Velo Club Isolano e Michele Sberna della Società Ciclistica Mazzano. Eccoli qua i 5 uomini che stanno guidando la 33esima edizione del Trofeo Feralpi. All'inseguimento è rimasto un corridore solitario, si tratta di Carlo Franco della Società Ciclistica Rostese, che quindi sta cercando l'aggancio nei confronti dei 5 uomini al comando. Ottima la pedalata del corridore piemontese in questo tratto in salita, si alza sui pedali per cercare il massimo dello sforzo. Alle sue spalle invece vediamo con il numero 70 abbiamo visto Forcolin e poi con lui Lorenzo Calugi, che invece hanno perso contatto da Carlo Franco, che sta per il momento inseguendo i 5 uomini al comando in questa 33esima edizione del Trofeo Feralpi. Bene, con le immagini ancora sul
la coppia che sta inseguendo in settima ed ottava posizione nelle fasi ormai che ci apprestiamo verso la conclusione del trofeo Feralpi. Ma siamo tornati davanti, siamo tornati sugli uomini al comando, come vedete con il 134 Davide Ostorero, insieme a lui abbiamo Edoardo Affini, Michele Sberna, poi abbiamo i promotori di questa fuga, vale a dire Simone Cattaneo e Andrea Pievani, e su di loro si è riportato anche Carlo Franco, quindi si forma un sestetto al comando in queste fasi che ormai ci portano verso il traguardo finale fissato in via Roma allonato del Garda, un traguardo particolare perché la strada sale con pendenze che vanno dal 2 al 3%, quindi anche in caso di un arrivo allo sprint non sarà facile. Questo invece è il gruppo che si è formato alle spalle, lì a 50 metri dagli uomini al comando, dal sestetto al comando, quando inizia l'ultima salita di questo 33esimo Gran Premio Feralpi, quindi si rimescolano ancora le carte laggiù in fondo, la testa della corsa. Abbiamo visto lo scatto di un corridore in maglia rostese, poi andremo a vedere di chi si tratta. Questo invece è la coda del gruppetto, che quindi possiamo definire compatto ma allungato, forte di una ventina di unità, davvero un colpo di scena. Quando sembrava che i 6 avessero vita facile, da dietro è rinvenuto questo gruppetto che si è quasi ricompattato all'inizio dell'ultimo strappo impegnativo di questo 33esimo trofeo Feralpi, e sulla testa abbiamo visto scattare un atleta in casacca rostese. Poi saremo più precisi con le prossime immagini per vedere di chi si tratta. Eccolo qua, è proprio Carlo Franco, era stato l'ultimo atleta ad entrare sulla testa della corsa, e proprio a testimonianza della sua ottima condizione, una volta raggiunta la testa è scattato lui stesso quando ha visto che il gruppo stava per rientrare, non ha badato a spese, si è alzato sui pedali nel tratto in salita ed ha spinto per cercare di staccare i più immediati inseguitori. Adesso per lui un vantaggio di una decina di secondi nei confronti di un primo drappello inseguitore. Poi andremo quindi anche con le nostre immagini a controllare cosa succede alle spalle, però davvero ottima la pedalata di Carlo Franco della ciclistica rostese, sta pedalando davvero molto veloce nonostante ormai siamo negli ultimi 10 km di gara, e quindi anche la fatica comincia a farsi sentire. Vedete dalle immagini posizione aerodinamica per Carlo Franco, dorsale di gara numero 133, davvero a tutta questo finale per lui. Deve guardarsi dal possibile rientro dei corridori che sono segnalati con un ritardo di appena 10 secondi, quindi ancora tutto da decidere, tutto da scrivere questo 33esimo trofeo Feralpi. Questi sono i più immediati inseguitori, ancora è presente la maglia del campione regionale lombardo Andrea Pievani, ma sono rientrati anche altri atleti. È un drappello forte di una decina di unità che sta cercando di guidare l'inseguimento verso Carlo Franco, leader solitario in questo finale del 33esimo trofeo Feralpi. Quindi ancora con le immagini, con i più immediati inseguitori dell'uomo al comando, l'atleta in casacca ciclistica rostese è laggiù in fondo a questo lungo rettilineo. Vediamo la maglia chiara proprio in fondo dalle nostre immagini. Adesso è un atleta in casacca Pozzarello a fare l'andatura, si tratta con il dorsale numero 178 di Yuri Colonna, che quindi viene rilevato da Edoardo Affini del Velo Club Isolano. Queste sono le maglie che vediamo scorrere sulla testa della corsa, i corridori che stanno cercando di guidare l'inseguimento a Carlo Franco, che per il momento ha ancora una decina di secondi di vantaggio. Con Carlo Franco siamo ormai negli ultimi chilometri di gara, si stanno avvicinando i più immediati inseguitori, ma non vuole mollare il corridore in casacca ciclistica rostese, si volta ancora ed è evitare questo atteggiamento perché sono segnalati davvero vicini i più immediati inseguitori. Tra non molto, anche con il supporto delle telecamere fisse, sapremo darvi una panoramica completa di questi ultimi 400 metri di corsa. Penultima curva adesso
per Carlo Franco, che come vedete ancora una quarantina di metri nei confronti dei più immediati inseguitori. Abbiamo visto uscire dalla penultima curva Yuri Colonna, che sta cercando l'aggancio, ormai 400 metri alla fine, l'ultima curva in questo momento con Franco a Carlo al comando. In seconda posizione Yuri Colonna, ormai lanciato lo sprint nel rettilineo di Via Roma, allonato del Garda. Carlo Franco ancora davanti, si alza sui pedali, prova a tenere la sua ruota Yuri Colonna. Adesso si prova anche ad uscire il corridore della Pozzarello, ma niente da fare, perché guardate la progressione ottima ancora una volta di Carlo Franco, che va a vincere il 33esimo trofeo Feralpi davanti a Yuri Colonna. Terzo è Lorenzo Rota, quarto Edoardo Affini, quinto Andrea Pievani, sesto Davide Ostorero, settimo Giovanni Carboni, ottavo Simone Cattaneo, nono Francesco Chesi e decimo Michele Sberna. Si archivia così con il successo di Carlo Franco con i colori della ciclistica rostese nel 33esimo trofeo Feralpi davanti a Yuri Colonna per il gruppo sportivo Pozzarello. Terza posizione per Lorenzo Rota dell'Unione Sportiva Paladina. Questo è il podio del 33esimo trofeo Feralpi. Andiamo ad ascoltare le interviste ai protagonisti. La vittoria è tua, com'è andata? È andata bene, non me l'aspettavo perché sono riuscito a uscire dal gruppo, orientare nei fuggitivi e staccarli ancora in salita. Senza parole. Hai voglia di raccontarci un po' com'è andata? Ma sì, allora, dall'inizio gara sono andato in fuga in due, da lì è stato un inizio di scatti contro scatti. Poi è andato in fuga il mio compagno, ho detto rifaccio i buchi perché so che poteva vincere. Poi ho aspettato un momento buono in salita, sono uscito dal gruppo, li ho ripresi e poi in salita ho detto io ce l'ho, gliel'ho detto a lui, provo ad andare via. Ce l'ho fatta, emozionatissimo perché ho fatto quasi tutta la gara in fuga, senza parole. Una gara durissima, merita una bella dedica. Sicuramente in primis la dedico al mio compagno perché grazie a lui che in queste domeniche sto continuando a fare risultati. Poi sicuramente al mio allenatore, tutta la famiglia, tutti quelli che mi stanno vicino e mi sopportano durante le gare, via. Un bel secondo posto in una gara durissima e molto combattuta. Sì, è stato un bellissimo secondo posto. All'ultimo giro avevo detto con i miei compagni di squadra di stare un po' coperti, poi ho deciso di scattare nella salita per rientrare davanti e ce l'ho fatta, e poi l'ultimo chilometro ho provato ad allungare per recuperare il più fuggitivo, però non ce l'ho fatta, però è stato molto bravo. Pizzico di rammarico? Ma pochino, sono anche di primo anno, sicché sono molto felice. Un bel terzo posto in una gara durissima, com'è andata? Ma è andata bene, dai, un terzo posto mi soddisfa abbastanza, speravo nella vittoria oggi. Domenica scorsa ho fatto secondo in una gara abbastanza impegnativa a Sovere, però la vittoria è tarda ad arrivare. Ho già fatto tre secondi posti, vediamo. Speriamo che adesso nelle corse importanti e dure, che si addicono alle mie caratteristiche, arrivi questa vittoria. Wow.